una cosa che pensavo facessero solamente persone abbastanza importanti. Se si rifarà un'altra ristampa sarò ancora più contento perché tutto il ricavato, come detto prima, andrà in beneficenza. Al sorriso dei suoi 13 anni e l'energia di una grande passione, Damiano Toniolo, il giovanissimo cittadino di Villa del Conte, è diventato famoso un anno fa quando donò al presidente del Veneto Luca Zaia 24 uova all'interno di un'incubatrice che lui stesso poi andò a controllare. Era un bambino il 7 maggio 2020 quando nella sede della Protezione Civile fu invitato dal governatore che lo presentò come l'uomo degli ovi. In un anno è cresciuto, è diventato un piccolo imprenditore con tanto di biglietto da visita, ha fatto crescere la sua fattoria e ha scritto quasi per caso un libro. Com'è nata questa tua passione, Damiano? Allora, la passione per le galline è nata nel 2017, subito finita la fiera ad Arsego, qui nel Padovano, portando a casa la prima gallina e dopo un po' di tempo ha cominciato a fare le uova, sono arrivate dopo anche altre 2 galline, ma racconto tutto nel libro e da qui quando la gallina ha cominciato a fare l'uovo ho subito voluto vedere come la gallina faceva l'uovo, insomma tutti i suoi procedimenti e quindi da là mi è partita questa piccola passione. 104 animali con galline di razza e un pollaio di uova colorate nella fattoria di Damiano, che ospita anche i 2 germani reali, James e Jack, il focoso Oco Armando, alcuni galli, tra cui spicca Cesare dal carattere peperino, orgogliosi di Damiano, mamma Daniele e papà Dario, come i suoi nonni. Orgogliosa di lui il sindaco Antonella Argenti, che inconsapevolmente ha dato il titolo al suo libro. Mi sono commossa perché ho scoperto che il titolo del libro e la copertina del libro sono la maglia che l'amministrazione comunale, in particolare io ho portato a Damiano in tempi non sospetti un anno fa circa, quando ho scoperto la sua passione. I soldi raccolti dalla vendita del libro, che si può trovare nelle cartolerie di Villa del Conte o contattando direttamente Damiano su Instagram o YouTube, sosterranno le attività di Villa San Francesco, che si occupa di persone con disabilità, e dell'associazione Gioca con il Cuore, che porta un sorriso ai bambini oncologici.